Feudi di San Marzano, un'altra cantina pugliese presente a questa edizione 2013 del Vinitaly. Siamo in compagnia di Valentina Antonini, responsabile comunicazione. La Puglia arriva al Vinitaly per farsi conoscere, perché il vino può essere un bel mezzo di comunicazione per tutta la regione. Sì, buongiorno. Allora sì, effettivamente quest'anno abbiamo avuto un grande successo, grandi riconoscimenti da parte del nostro pubblico e dei nostri consumatori che hanno molto apprezzato i nostri prodotti. La Puglia ultimamente ha avuto anche un grosso risultato in termini diciamo internazionali, poiché è stata inserita tra le 10 destinazioni preferite dalla rivista statunitense Wine Enthusiast, quindi diciamo che è un incentivo per noi a incrementare il servizio nei confronti dell'utenza turistica. Parlando della vostra produzione, molti prodotti, in particolar modo una novità che è stata presentata a questo Vinitaly e che vuol diventare un prodotto importante nella vostra linea. Più che una novità vorrei diciamo, sottolineare l'importanza della tradizione per noi, perché noi cerchiamo di salvaguardare quelle che sono la storia, le tradizioni e la cultura della nostra regione, in particolare del Salento dove ci troviamo, con un vino per esempio che ne ha tutte le caratteristiche, il nostro primitivo di Manduria a 60 anni, che parte proprio dal progetto di salvaguardare una serie di vitigni autoctoni, ma anche dei vigneti ad alberello che erano destinati a scomparire nel tempo. Da queste vigne molto vecchie, circa 60-70 anni, noi produciamo il nostro prodotto top, e devo dire che diciamo, è la punta di diamante, quello che ci rende particolarmente orgogliosi diciamo, del nostro lavoro. Un forte legame con il territorio è quello che contraddistingue tutte le aziende pugliesi. Anche Feudi di San Marzano non può essere da meno valorizzare la Puglia, perché è un territorio che merita davvero di essere conosciuto e far sentire forte questo legame. Sì, la Puglia ha diciamo, un grande patrimonio storico e artistico da raccontare, ma anche un grande patrimonio di cultura e tradizioni, di gente che giornalmente si impegna da secoli. Il vino per esempio è un'attività atavica, penso nella nostra regione. I nostri antenati della Magna Grecia producevano vino, quindi dobbiamo tenere alta la nostra cultura e cercare anche di lasciare un segno nella storia.